Uno sportello affitti dedicato agli studenti universitari fuori sede che sono alle prese con la ricerca di un alloggio a Padova. Il progetto è nato dopo le mobilitazioni di piazza degli studenti che devono fronteggiare non solo la carenza di alloggi ma anche il caro affitti. Lo sportello vuole combattere questa emergenza fornendo un servizio di informazione sulla residenzialità pubblica e privata, sui contratti e sui diritti in caso di truffa e discriminazione. Abbiamo creato questo sportello che è in primo ascolto costruito e gestito da degli studenti universitari che possono accogliere e dialogare con gli studenti che hanno bisogno di un'assistenza sul piano delle locazioni abitative, e successivamente il progetto Giovani queste segnalazioni, queste richieste può indirizzarle a degli avvocati. Tramite una convenzione tra il Comune di Padova e l'Ordine degli Avvocati, gli studenti universitari potranno ricevere consulenze gratuite in caso di contratti non regolari o poco chiari. Le richieste che già sono pervenute allo sportello dimostrano che è un'iniziativa che sicuramente può aver successo e che può essere effettivamente d'ausilio proprio in quell'ambito di educazione alla legalità che è uno degli obiettivi del Consiglio dell'Ordine. Per ora lo sportello sarà aperto il martedì e il mercoledì dalle 16 alle 20 in via Stratico 4A nel quartiere Portello con informazioni in inglese e in italiano. Sarà uno sportello in cui gli studenti troveranno noi rappresentanti, almeno all'inizio, quando non si paleserà l'urgenza, la necessità di parlare con un avvocato. Sarà uno sportello di primo ascolto in cui daremo supporto e le informazioni di base per quanto riguarda il mercato pubblico e privato. Sempre più studentesse e studenti internazionali si rivolgono a noi per problemi di pura discriminazione, non riuscire a trovare un affitto solo perché non hanno un nome e un cognome italiano che suona strano al proprietario di casa. Per gli studenti l'obiettivo principale rimane comunque quello di ottenere più residenze pubbliche, perché anche quest'anno sono stati più di 1000 gli studenti idonei che non sono riusciti a beneficiare di un posto alloggio in prima assegnazione.